Canton, sindaco di Fiume Veneto, palazzetto dello sport. In un minuto e mezzo mi riassumi il tutto. Sì, questa amministrazione ha dimostrato in tante occasioni di tenere lo sport come valore prima di tutto educativo per i nostri ragazzi e vogliamo per il prossimo quinquennio portare a un passo successivo, a un livello più elevato, proprio quello che intendiamo, realizzare un polo sportivo che consenta davvero a Fiume Veneto di sviluppare questa sua vocazione sportiva e quindi andrà ad implementare l'area già a destinazione sportiva che è quella del campo sportivo di Fiume Veneto, con una nuova struttura che avrà sicuramente una struttura centrale che è quella del palazzetto e quindi per l'utilizzo degli sport quali pallacanestro, pallavolo, ma avrà anche una serie di palestre collaterali per consentire di sviluppare anche altri nuovi sport. Penso ad esempio a una palestra per le arti marziali, che è una delle nostre intenzioni. Ci siamo già confrontati con diversi tecnici, alcuni con un passato nel mondo sportivo piuttosto importante, quindi anche in grado insomma di darci dei suggerimenti, delle indicazioni insomma per chi proviene da quel mondo, dal mondo insomma dello sport giocato, dello sport allenato per chi vuole intendere e quindi insomma andiamo in questa direzione. Ora ci accingiamo appunto a progettare questa nuova struttura sicuramente ambiziosa, perché andremo anche a sistemare tutta la viabilità dell'area. Grazie sindaco, Jessica Canton la ringrazio. Lorena Bin.